Buonasera, buonasera, benvenuti. Prima di presentarvi il confronto conclusivo di questa giornata, permettetemi di dare a nome di tutti noi di Vicino Lontano il benvenuto più affettuoso a Angela Terzani Staude. Che ringraziamo per la fiducia che ripone in noi, la responsabilità che abbiamo di costruire un festival intorno al premio dedicato a Tiziano Terzani. Grazie Angela. Potere è la parola chiave di questa edizione di Vicino Lontano e entriamo in un tema molto importante questa sera, la storia come arma, quindi l'uso distorto del passato, deformato del passato per giustificare politiche nazionalistiche aggressive. Abbiamo con noi, ne siamo onorati e anche gratificati di poter contare sulla loro amicizia, il professor Guido Kreintz, storico contemporaneista. È membro del comitato scientifico di Vicino Lontano, è autore di importanti saggi, cito l'ultimo che è un po' anche alla base di questo confronto, Ombre d'Europa, nazionalismi, memorie, usi politici della storia. Questo libro, così come tutte le pubblicazioni dei nostri ospiti, li trovate al bookshop della manifestazione qui fuori. Con noi anche Francesca Mannocchi. Giornalista, scrittrice, regista, ha presentato anche qui a Vicino Lontano il suo Isis Tomorrow e fra i suoi libri pubblicati con Einaudi ricordo Io Khaled vendo uomini e sono innocente, che tra l'altro è stato finalista del premio Terzani nel 2020, Bianco il colore del danno e l'ultimo Lo sguardo oltre il confine, di cui ha parlato oggi con i ragazzi impegnati nella mattinata conclusiva del progetto Legalità, che tutti gli anni fa parte del nostro festival. A condurre il dibattito Marino Sinibaldi. Giornalista, critico letterario, ideatore di Fahrenheit, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, direttore di Libri Come. Tra l'altro ci accomunava la stessa parola chiave quest'anno, senza che ci fossimo parlati, potere. Ha fondato e dirige una bellissima rivista trimestrale che, se non la conoscete davvero ve la consigliamo, Sotto il Vulcano, ed è anche membro della giuria del premio Terzani. Tra l'altro sarà lui a intervistare domani sera Zero Calcare. A lui la parola. Grazie. Grazie. Grazie Paola, grazie naturalmente ai nostri ospiti e grazie a voi alla vostra presenza, perché la vostra presenza così numerosa è il segno che abbiamo bisogno di capire, è il segno che la serie di traumi, perché non ce n'è uno solo, che ha colpito l'opinione, il mondo, in particolare l'Occidente, ma solo perché l'Occidente pensa da sempre di vivere con una maggiore sicurezza. È la serie di traumi che abbiamo subito negli ultimi anni, in particolare naturalmente quello medico, sanitario e quello geopolitico della guerra, per fortuna non ci costringono al silenzio. Ecco, la vostra presenza qua per me è il segno dell'elemento di maggiore speranza che abbiamo, cioè che di fronte a sfide come queste, sfide inedite, un po' sorprendenti anche perché le generazioni che vivono ora non sono state abituate ad affrontare traumi di questo tipo. Io non voglio metterli in fila, Paola ha avuto la cortesia di citare una rivista che si chiama Sotto il Vulcano, perché pensavo che stavamo vivendo sotto il vulcano, perché pensavo all'incertezza della pandemia, soprattutto a quest'idea che dopo decenni di sicurezza avevamo capito che invece c'è qualcosa sempre di incerto nei destini umani. Un piccolo virus ci rivelava forse quella che era una verità scontata ma che avevamo rimosso. Ma ecco, ragionavamo, anzi questa rivista che si chiama Sotto il Vulcano
nel progetto, io dicevo facciamo una rivista post-traumatica, cioè dopo il trauma manco per niente, non è post-traumatica, i traumi continuano, si accumulano uno sull'altro, tanto che questo dizionario inglese, il Collins, non nemmeno inventato, ma insomma formalizzato questa parola permacrisis, permacrisi, una crisi permanente, una serie di shock, di traumi che si sommano e costituiscono il nostro panorama. Ecco, a me interessa che in luoghi come questi noi ci incontriamo insieme, adesso non voglio esagerare l'elemento ecclesiastico del luogo, ma insomma ci incontriamo per condividere cosa? Condividere una preoccupazione, probabilmente un allarme, un pensiero, ma anche la fiducia che la parola, l'incontro, la conversazione pubblica come queste siano uno strumento capace di farci capire, magari di metterci in condizioni migliori anche di consapevolezza. Mi scuso se ho accumulato tutti i traumi insieme, non li affronteremo tutti questa sera, ci limiteremo forse a quello che in questo momento sembra più vicino e più angoscioso e anche più controverso, perché alimenta un dibattito anche violento nelle forme che assume, e ci stanno persone qua sopra, qua sul palco, che hanno insomma subito anche una parte di questa violenza, diciamo, verbale, che è il dibattito sulla crisi che il mondo sta subendo in questi anni, in particolare con la guerra in Ucraina. Il titolo dell'incontro allude a qualcosa, la storia come arma, e a una tempistica e una geografia dai Balcani alla Russia di Putin, ma insomma tutto quello che diremo stasera credo abbia poi a che fare con la situazione che stiamo vivendo e con le reazioni che suscita. Già Paola citava il libro di Guido Kreins, questa non è propriamente una presentazione di un libro, ma mi permetto di sottolineare l'importanza di questo solo in apparenza piccolo, no, è piccolo davvero anche, diciamo, dal punto di vista del peso della lettura, ma diciamo è un libro persino modesto nel modo in cui si pone, no? In realtà è una ricostruzione di qualcosa che è un Atlante geografico e tematico, perché parla di come dopo l'89 si sono ricostruite delle società, in particolare quelle dell'Europa orientale, quindi è un Atlante perché c'è proprio paese per paese, in modo che in cui questi paesi hanno affrontato la sfida di ripensare il passato e inventare il loro futuro dopo la dissoluzione dell'impero sovietico, quindi dopo l'89. Ma in realtà parla di qualcosa che è molto attuale. Io penso che noi stiamo vivendo la fine di un'epoca che è cominciata nell'89, esattamente, questa è l'idea, vediamo se lo sono d'accordo, esattamente come l'89 poneva, 1989, che bisogna citare i secoli, bisogna abituarsi a citare anche i secoli, mentre il 1989 chiudeva l'epoca della guerra fredda, cioè di quella situazione in realtà di pace, ma iniziata in Europa nel 1945, dopo la fine della guerra. Probabilmente in questi mesi, in queste settimane, in questi anni, ma per me molto in questi mesi, in queste settimane si chiude un'epoca che invece l'89 apriva, con tutte le incertezze ma anche le speranze che la dissoluzione del mondo diviso in blocchi portava. Proprio per questo secondo me è interessante tornare a quel giro di anni, e lo faremo con Guido approfittando appunto di alcune cose del suo libro, perché guardando l'incertezza, il disordine, la complessità del mondo oggi, mi è venuta in mente questa metafora, vediamo se riesco a dirla, l'ho anticipata a loro, sartoriale, no? Sapete quando uno si abbottona una camicia, non so se accade anche alle donne, e poi si accorge che non si abbottona perché era sbagliato il primo bottone. Bisogna, non so, anche le donne hanno questa esperienza. No, sono contento. Anche le donne. Pensavo solo i maschi fossero così scemi da abbottonare male le camicie. Invece anche le donne. E quindi bisogna ricominciare da capo, no? L'errore stava all'inizio, anche se ti sembrava di avere. Se si capisce la metafora, io penso che noi viviamo una situazione del genere rispetto a quell'epoca là, i Balcani citati insomma come la guerra di quei primi anni 90. Cioè siamo in una situazione in cui dobbiamo provare a riavvolgere un pochino, almeno un pochino indietro il filo della storia. Perché dico almeno un pochino? Perché, ed è un tema che affronteremo, magari già all'inizio con Guido, è anche complicato, è anche secondo me sconsigliabile avvolgere troppo il filo della storia, cioè quando si risale troppo indietro nella storia per giudicare, ricostruire, a volte giustificare un conflitto contemporaneo, si compie sempre qualcosa che a mio avviso è strumentale, cioè a volte non ci aiuta a capire, ma confonde le acque. Ma risalire un po' invece è molto utile. Risalire per esempio all'89, come Guido Kreins fa in questo libro Ombre d'Europa, è molto utile, tanto che, e da qui cominciamo Guido,
tu nell'introduzione attualizzi molto subito questa ricostruzione che fai di come i paesi dell'Europa centro-orientale hanno reinventato la loro storia e ricostruito il loro spazio nazionale dopo l'89, lo attualizzi perché dici che questo libro nasce da qualcosa di molto contemporaneo. Posso citare la frase perché è interessante, nasce e vuole essere qualcosa che è un sommesso grido di allarme e un richiamo a un impegno talora disertato. Puoi dire, pochi minuti, qual è il senso di allarme e soprattutto qual è secondo te questa diserzione che stiamo compiendo in questi mesi rispetto a questa storia? Sì, all'interno di un giudizio che è un giudizio molto positivo su come l'Europa ha retto a due cose straordinarie, enormi, insomma, come la pandemia e l'invasione dell'Occidente, non solo dell'Ucraina, perché di questo stiamo parlando. Ecco, all'interno di una tenuta che non tutti ci aspettavamo da questo punto di vista, c'è diciamo, sicuramente un giudizio positivo. Dico, non tutti ci aspettavamo, nel senso che se mi è capitato di andare a risfogliare i giornali quando si decideva del recovery fund, quando si è posto il problema dal febbraio a luglio, diciamo, sostanzialmente. Seguendo i titoli dei giornali, voi non avreste scommesso sul fatto che quella scelta sarebbe stata fatta, e se quella scelta non fosse stata fatta noi parleremmo di un'altra Europa. Forse non so se parleremo davvero di Europa, se quella scelta non fosse stata fatta, una scelta che atteneva e attiene al cuore dell'impianto europeo, la solidarietà. La dichiarazione fondativa di Schuman diceva l'Europa si farà passo dopo passo con atti di solidarietà concreta. Ecco, la politica ha svolto il suo compito, ma l'ha fatto la cultura? In quei momenti di incertezza c'è stata una mobilitazione civile nel senso della solidarietà? A me non sembra. Ci sono stati appelli importanti di intellettuali tedeschi che si rivolgevano con durezza, da Habermas a Peter Schneider ad altri, ai loro governanti, dicendo se l'Europa perde il senso della solidarietà perde se stessa, non perde solo alcune parti dell'Unione Europea, perde se stessa. Non hanno provocato plebisciti in tutta Europa quegli appelli. E questo è un primo elemento che fa riflettere. Il senso d'allarme è anche su un altro versante, misurandoci con le dinamiche, appunto, con quello che è successo, misurandoci sull'uso, sulla deformazione della storia e della cultura, dell'immagine del mondo, che è esemplare in Putin, ma ritroviamo in forme diverse, insomma, in tutti i governi sovranisti, in tutte le politiche nazionalistiche. È giusto chiedersi se abbiamo fatto abbastanza per sostenere chi si opponeva a quelle derive, a far conoscere queste voci. Memorial l'abbiamo conosciuta in Russia, ma gli straordinari sforzi in Polonia di intellettuali polacchi contro i gemelli Kaczynski, cioè ormai Kaczynski, ma contro diritto e giustizia, per capirci, li abbiamo sostenuti abbastanza, li abbiamo sostenuti come dovevamo. Forse anche Memorial l'abbiamo sostenuta solo nel momento in cui è stata spazzata via da Putin, spazzata via dalla Russia, diciamo, non è ancora viva, insomma, naturalmente grazie all'impegno di molti, insomma. Ecco, siamo stati solidali. E questa domanda, insomma, questo è il punto. Come possiamo? C'è stata quell'opinione pubblica europea che Habermas ha posto sempre come condizione fondamentale per costruire l'Europa. Abbiamo fatto dei passi in avanti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto a sufficienza per costruirla? Ecco, io credo di no. Credo di no e mi preoccupa, diciamo, che questa diserzione sia avvenuta anche nel mio campo, quindi sia stata anche la mia diserzione in larga misura, insomma, proprio nel momento in cui la deformazione della storia, e non solo nella Russia di Putin, e non solo era avvenuto nelle guerre che ha lacerato la ex Jugoslavia, ma questo uso deformato della storia è una delle cose fondamentali su cui da Putin ai sovranisti, insomma, costruiscono la loro mentalità. Putin le cose che dice adesso le sta dicendo da 20 anni. Da 20 anni, dovevamo credergli.
l'abbiamo ascoltato, abbiamo capito quello che stava facendo. Ecco, cosa è stato fatto in questa direzione? Io credo che sia stato fatto molto poco. Il grido d'allarme è esattamente questo. E poi ci sono appunto, nel caso di Putin è clamorosa questa cosa. No, poi lo vedremo, credo stiamo da vicino. Ecco, questo è il senso d'allarme, il richiamo a un impegno talora troppo disertato, perché se non è questo, insomma, in sostanza, se la politica in parte con tutte le sue difficoltà, poi la politica c'ha questa frase straordinaria sulle spalle, che l'Europa è la risposta che ha dato alle crisi, no? C'è una frase famosa, molto autorevole, che dice questo. Sì, va bene, d'accordo, ma noi cosa abbiamo fatto perché queste crisi abbiano degli antidoti nel loro svolgersi? Cosa stiamo facendo per costruire quell'opinione pubblica europea di cui parlava Habermas? Io credo che il grido di allarme sia esattamente questo. Francesca, subito se condividi questo giudizio, anche qui del palco delle parole si perdono. Scusa Marino, aggiungo una cosa che ho citato, poi ci torneremo, la storia, no? Ma devo dire appunto che Putin, tutti Orban, come si dice, insomma, i sovranisti hanno fatto molto loro la massima orwelliana, no? Chi controlla il passato controlla il futuro, ma chi controlla il presente controlla il passato. Il passato. Ecco, è l'emblema, è il simbolo dell'azione di Putin, dei sovranisti, eccetera. Cosa facciamo per controbattere? Cosa facciamo per aiutare quelli che davvero si stanno battendo contro questo? Ecco, questo era il richiamo a un impegno disertato e riguarda molto anche il campo di cui mi sono occupato. Sì. Poi vedremo appunto la storia come arma e anche alcuni casi, nel libro di Guido è pieno e l'esperienza di Francesca ci aiuterà, però volevo prima sapere se condividi questo giudizio e anche se ho capito bene uno strano rovesciamento tra il ruolo dell'opinione pubblica e quello della politica, perché in genere appunto accusiamo la politica di non essere all'altezza della loro opinione pubblica. Per tradurre in uno slogan quello che ha detto Guido, magari forzandolo un po', è come se ci fosse un'opinione pubblica non all'altezza della politica o delle scelte anche che negli ultimi anni la politica europea ha fatto. Buonasera innanzitutto. Quali sono stati gli strumenti forniti all'opinione pubblica per poter contrastare l'azione politica? Questo è il tema, ma questo è il tema in Russia esattamente come è il tema qua. Con quali strumenti critici è stata formata l'opinione pubblica? Con quali strumenti critici è stata formata la scuola negli ultimi 20 anni? Su quali strumenti critici si basa l'istruzione? Che è esattamente quell'investimento che, come diceva il professor Kreitz, giustamente è stato fatto in Russia negli ultimi 20 anni e che è lacunoso nel resto d'Europa. I soldati che sono oggi al fronte nell'invasione russa in Ucraina sono giovani che sono stati istruiti sulla base di un modello di riscrittura della storia e che sono quindi stati educati all'idea della difesa dell'identità costruita come unica identità virtuosa minacciata e accerchiata dall'Occidente. Questa, come in tutti i regimi, questa costruzione non di quell'opinione pubblica, ma di un consenso che non poteva avere un'alternativa, è stato indotto a partire dalle prime classi scolastiche. Questo avviene nei regimi, ma questo avviene anche nei fanatismi, avviene in tutte le forme di fondamentalismo, anche di fondamentalismo religioso. Quando ci possiamo dare del tu a questo punto, su questo tavolo. Un attimo fa. Quando ho intervistato Guido sul suo libro sono rimasta molto stupita leggendolo che ci fossero delle straordinarie analogie con i metodi educativi, per esempio, di alcune organizzazioni qaediste o della stessa ISIS, cioè l'idea che il processo di costruzione del consenso e di costruzione di un messaggio identitario di riconoscimento intorno all'idea di nazione, all'idea del capo, all'idea dell'accerchiamento, all'idea della purezza identitaria, si costruisse su un tempo molto lungo. Noi invece che diamo
per scontata l'autoprotezione della democrazia e quindi della possibilità di esprimere opinioni basate su una presunta superiorità morale e anche intellettuale, abbiamo talmente tanto disinvestito invece nell'istruzione che per paradosso l'istruzione del regime è un'istruzione profondamente alimentata ma in maniera distorta e la nostra istruzione è invece drammaticamente infragilita. E di conseguenza è infragilita l'opinione pubblica, perché è infragilita sulla base che noi abbiamo acquisito dei diritti che comunque non perderemo. Gli allarmi sulla costruzione del consenso in Russia, cioè vi voglio leggere soltanto una frase che ha detto Putin nel 2012 nell'introduzione degli standard educativi statali, una delle tantissime riforme. Questa riforma specificamente è stata modificata, è un pezzo di una riforma introdotta nel 92 e modificata 50 volte. Disse: il sentimento patriottico, il sistema di valori, gli orientamenti morali hanno le loro fondamenta nell'infanzia e nella giovinezza. Il sentimento patriottico che va dunque promosso a ogni livello perché scuole e università creano nuovi cittadini e danno forma alla loro coscienza. Ce l'aveva detto. Ci aveva detto che quelli che stavano sui banchi nel 2012 avrebbero combattuto la sua guerra e stanno combattendo la sua guerra e noi lo sapevamo in tempo per poter prendere delle decisioni che non abbiamo preso, per poter prendere degli allarmi, per poter recepire degli allarmi che non abbiamo colto. Tu quando parli di formazione dell'opinione pubblica pensi all'istruzione ma anche alla comunicazione, anche Penso all'informazione. all'istruzione, penso alla comunicazione, penso alla capacità di acquisire come dato un problema che semplicemente non viene presentato all'opinione pubblica. Non viene. Ti faccio un esempio che sembra passare di palo in frasca, ma in realtà no. Quando è stato arrestato, quando è stato al Baghdadi, quando è stato arrestato uno degli ultimi consiglieri della cerchia ristretta di Abu Bakr al-Baghdadi in un'operazione congiunta tra la Turchia e gli Stati Uniti d'America, questo consigliere di al-Baghdadi disse che in una delle ultime riunioni nel deserto iracheno, in un nascondiglio del deserto iracheno, Abu Bakr al-Baghdadi stava dando indicazioni ai suoi consiglieri su come scrivere i curricula scolastici dei bambini figli dei miliziani dell'ISIS. Non parlava di strategie militari, parlava dei curricula scolastici. Questo ci dà un po' la misura di quanto il regime e il fanatismo guardino lontano e noi lontano non ci guardiamo mai, neanche quando i discorsi del regime ci dicono quali sono le loro strategie. Guido, sì, Scusa, posso aggiungere come una no, cosa? certo. Ce lo dicono e ce lo dicono con atti esemplari. Cioè all'inizio di questo anno scolastico Putin è andato a Kaliningrad, l'esclave russa nei Paesi Bassi, ha dato un saluto a Gorbaciov, gelido, e poi è andato, si è fiondato a Quando era morto Gorbaciov, sì, nel senso doveva il saluto farlo, alla solo, salma. cioè, molto freddo. E è andato a Kaliningrad a parlare a dei ragazzini delle scuole per fargli una di quelle lezioni sulle cose importanti che sono da quest'anno obbligatorie da fare per gli studenti. Uno dice, poveracci gli studenti di Kaliningrad. Gli è capitato peggio ai bielorussi, perché Lukashenko ha fatto una lezione di 4 ore sulla storia della Bielorussia, cioè 4 ore fatto da Lukashenko. Cioè è questo, è la lezione, sono i manuali, sono i discorsi, sono i parchi, la mia storia, fatti in Russia, dove spiega che la Russia è andata sempre bene finché era compatta e aveva un leader forte. È un insieme, il concorso per i ragazzi sulla nuova Russia come parte della Russia, la Russia e l'Ucraina sostanzialmente, come avanguardia del mondo russo. Di tutta questa, un insieme, il prolungamento dell'insegnamento della storia alle elementari con cartoni animati, fiabe, eccetera. Cioè tutta questa cosa qua, tutto questo insieme di naturalmente poi trasmissioni televisive, eccetera. Insomma. Allora Putin è molto chiaro che appunto i giovani se li prende così, no? Le altre generazioni li prende su un altro versante, il rimpianto della Russia grande potenza.
Questo è il messaggio. Una grande madre Russia che va da Pietro il Grande a Stalin, che sì, ha fatto qualcosina, ma insomma, e a tutto il resto. Insomma. E la televisione ha trasmesso per diversi anni i programmi Tribunale della Storia, in cui la trasmissione sotto processo erano l'industrializzazione forzata di Stalin, il patto Molotov-Ribbentrop. Ma era sotto processo, al contrario dei processi normali, dove si porta in processo gli imputati per condannarli, e lì sono portati sotto processo per assolverli, per spiegare come senza la industrializzazione forzata non sarebbe vinta la grande guerra patriottica e così via. Vabbè, Insomma, diciamo no? Quindi dalla televisione ai manuali, agli atti simbolici, ai parchi La Mia Russia, ai concorsi, alle mostre, questo è un insieme insomma, di iniziative su tutti i versanti rispetto ai giovani, e per gli anziani appunto invece funziona quello che appunto, se uno ha letto il libro lo splendido libro dell'Alexievich, questo ce l'ha raccontato, insomma. Io presente appunto l'intervista che lei fece quando le diedero il premio a Pordenone, sì, mi ricordo l'intervista. Senti, no, intanto volevo correggere una cosa che gli appartiene, non è che si portano sotto processo per condannarle le persone, si portano sotto processo ma appunto una caricatura chi li porta a processo, giustizialista. No, chi li porta al processo, chi chiede il processo è per la condanna. Ma correggo perché so cosa pensa e non pensa che le persone vengono portate. Quello è chi è? Non citiamo il magistrato che dice, non ci sono innocenti, ci sono solo colpevoli non scoperti, no? Un magistrato di una certa notorietà e che ha avuto un ruolo istituzionale importante in passato, spero. Guido, voglio dire, no, perché questa cosa che dice Francesca sui libri di testo è molto importante. Non a caso questo libro di Guido Kreins sulla storia come arma, e ora ci vedremo sempre più da vicino, si chiude con una cosa proprio sui libri di testo, e tu racconti come i libri di testo, non solo in Russia, anche in Polonia, c'è un caso famoso di libri di testo ritirati, cioè sono stati un campo di battaglia. Noi non percepiamo tanto questa cosa da noi, poi magari vediamo se è meglio o peggio che da noi, diciamo, l'uso pubblico della storia sia diverso, però ecco, lì dentro queste battaglie sui libri di testo, come è stata usata la storia come arma? Quali episodi storici in particolare? Quali sono gli elementi di controversia storica che vengono usati maggiormente nella parte di Europa di cui tu ti sei occupato? Naturalmente le cose sono diverse nei diversi paesi. In Ungheria, insomma, Orbán insomma, è l'unico politico vivente che nella sua propaganda politica usa un trattato della prima guerra mondiale, no? Il trattato del Trianon, in cui appunto l'Ungheria fu tolte ampie parti, quindi il vittimismo, cioè l'Ungheria vittima degli altri, degli altri. In Polonia è appunto lo scontro, in Polonia avviene la richiesta di politica della storia è contro tutti coloro che mettono in discussione un'immagine eroica della Polonia come eroe martire, che è il modello che troviamo in forme differenti in tutti i paesi. Insomma, Polonia eroe martire, per cui appunto il caso che fece esplodere tutti, naturalmente il rapporto con la Shoah è il nodo centrale in Polonia da questo punto di vista, rapporto faticoso, insomma, su cui la riflessione si era avviata, aveva provocato grandi discussioni, anche Shoah di Lanzmann, il documentario film di Lanzmann del 1985, insomma, ma la bomba scoppia quando esce I carnefici della porta accanto, Vicini è il titolo originale, insomma, di Thomas Gross, che racconta un pogrom fatto da polacchi. I nazisti hanno assistito, insomma, molto enorme, insomma, durissimo, eccetera. Il presidente di allora, Kwasniewski, ex comunista, riformatore, insomma, comunque socialista a quel tempo, fa il gesto, insomma, nell'anniversario chiede scusa, insomma, chiede perdono, esprime la vergogna del proprio paese, e questo scatena, parte proprio da qui sostanzialmente l'insurrezione contro la pedagogia della vergogna. E alla pedagogia della vergogna, cioè una riflessione critica sul proprio passato, anche sulle proprie responsabilità, si contrappone la pedagogia dell'onore e dell'orgoglio nazionale. Pedagogia dell'onore e dell'orgoglio nazionale, che non solo assolve i polacchi da tutte le colpe possibili, insomma, c'è stata la legge che considerava poi in parte modificata, insomma, che considerava reato punibile seriamente chi parlasse di corresponsabilità polacche. Chi usasse la formula lager polacchi, no? Sì, lì ci poteva essere l'equivoco, perché lager in Polonia, eccetera. Ma proprio che comunque parlasse di corresponsabilità polacche nella Shoah. E la cosa appunto, è continuare. E diciamo, questa difesa
questa difesa insomma, dell'orgoglio e dell'onore polacco va anche bene se si esalta, lì sono molto esaltati i combattenti polacchi a Monte Cassino, va molto meno bene quando l'attuale premier sovranista polacco, Morawiecki, va a onorare la Brigata Santa Croce, che è sepolta, di soldati polacchi, che è sepolta in Germania perché loro hanno combattuto con i nazisti, si sono ritirati con i nazisti, sono sepolti in Germania e il leader polacco 2 o 3 anni fa, Golkon ha scritto un articolo straordinariamente intenso e straordinariamente e giustamente indignato, insomma, provocando un segno di svolta in questa cosa. No? E questo è, diciamo, quindi negare, questo è il modello Polonia, vittima e martire. Tutto quello che esce da questo, ogni storiografia critica è considerata appunto un tradimento sostanzialmente. La pedagogia della vergogna che molto dice uno storico di destra, diciamo, uno storico sovranista, dice la pedagogia dell'onore contrapposta alla pedagogia della vergogna, che è parente, la storia critica che è parente stretta del romanzo giallo, che cerca colpevoli, colpe, delitti da tutte le parti. Ecco, da questo punto di vista a me ha colpito, tu dicevi vari strumenti, dicevamo non solo i manuali, eccetera. Allora, intanto che pur in questo clima è stato portato a termine una cosa che io considero straordinariamente preziosa, un manuale di storia tedesco-polacco, cioè un manuale di storia fatto da una commissione mista, cioè una commissione paritetica, diciamo, no? Il tedesco-polacca, che affronta nodi profondi, perché appunto la seconda guerra mondiale non è solo appunto il nazismo in Polonia e quello che tragedie che ha fatto che conosciamo, insomma, ma c'è anche il versante opposto, cioè l'espulsione all'indomani della guerra di 8 milioni e passa, insomma, di tedeschi da zone che avevano abitato fino al giorno prima, sostanzialmente da tempo, insomma, non solo i tedeschi impiantati da Hitler per germanizzarli, insomma. Ecco, attorno a questo la capacità di costruire un discorso comune. E l'altra cosa che mi ha molto colpito della Polonia, ma che qui anche questo insomma, è interessante, è l'eco e il carattere di scontro politico fortissimo che ha avuto un progetto nato nell'epoca riformatrice, diciamo, un museo della seconda guerra mondiale, che era nato appunto per rispondere anche qui al riaprirsi delle tensioni sulle espulsioni dei tedeschi, eccetera, e alcuni intellettuali, alcuni storici importanti, coinvolgendo storici internazionali, e anche per questo sono stati accusati, no, di dimenticare il punto di vista polacco. Hanno fatto un progetto di museo straordinario, insomma, molto attento alla dimensione europea, alla vita quotidiana, non solo all'aspetto bellico, alla dimensione museale, cioè parti per i bambini, all'acquisizione di materiali, di reperti insomma, d'epoca, anche emozionanti, quindi con una attenzione, con un coinvolgimento di intellettuali polacchi, Wajda, testimoniato del padre morto a Katyn, insomma, uno straordinario museo. Ecco, questo museo qui è stato fatto oggetto fin dall'inizio di attacchi furibondi di diritto e giustizia e la prima cosa che fa andando al potere è cacciare, ormai il museo era fatto, si poteva solo cacciare gli storici che l'avevano fatto e modificarlo e si sviluppa uno scontro in cui appunto accanto a questi storici, a questo gruppo ci sono appunto, c'è anche pezzi di società civile e di politica, c'è ad esempio il sindaco di Danzica, Paweł Adamowicz, che sarà ucciso nel 2019 da un estremista di destra, cioè un sindaco straordinario. Ecco, noi Paweł Adamowicz l'abbiamo scoperto in quell'occasione. Ecco, giustamente un altro era sottoposto a processo, ma non sono riusciti a rimuoverlo, il direttore del museo di Solidarnosc, sempre di Danzica, in un libro rivolto agli intellettuali tedeschi, insomma, però può essere estesa all'insieme degli intellettuali occidentali, dice, voi fate bene a criticare i sovranisti, a dire quello che fanno, eccetera, però perché non parlate un po' anche di noi? Perché non parlate anche un po' di quello che noi abbiamo fatto, no? Per contrastare le derive? No, io ho letto vari articoli, insomma, sul manuale tedesco-francese, che non mi sembra una grande di enorme difficoltà, dato le traduzioni, insomma, no, non mi sembrano. Io non ho trovato in realtà articoli ampi o comunque segnalazioni su questo manuale di testo tedesco-polacco.
aperta parentesi che non c'entra niente, ma è il presidente polacco che Robert Traba, che è molto stato generoso fornendomi materiali, eccetera. Quando gli ho scritto la prima volta è andato a guardare dove ero nato e mi ha mandato una foto di lui in Piazza della Libertà del Conte Arena con la moglie, perché assieme a una serie di foto che è innamorato dell'Italia, diciamo, chiusa la parentesi. Questo, diciamo, uso politico della fotografia. Sì, No, sì. Una laterale, collaterale. No, per dire, ecco, cioè una serie di queste cose e a noi ci mancano. Non le conosciamo, non le abbiamo sostenute, le abbiamo scoperte dopo. Il grido d'allarme, qualche ragione ce l'ha, caro Marino. Francesca, sì, insomma, tu hai già dato un assaggio del fatto che, appunto, quando diciamo la storia come arma, parliamo di qualcosa che arriva fino al campo di battaglia, non è qualcosa che rimane nel dibattito pubblico, nella formazione dell'opinione pubblica, ma proprio nell'alimentare i conflitti e nell'armare popoli. Questo è vero in Europa, naturalmente, è vero anche in quella zona. Poi domani con Zero Calcare ci avvicineremo di più, che è pure molto frequentato, che è invece extraeuropeo, insomma, dall'area del Nord Africa a quella delle guerre all'ISIS e al fondamentalismo islamico. Lì quali narrazioni si confrontano? Esiste una narrazione alternativa a quella fondamentalista, capace di aggregare, di animare l'opinione pubblica? Allora, lo cito solo perché per caso mi capitava in alcuni degli appunti che avevo preso per questa sera, che faceva proprio capo a quello che è successo in Iraq dopo il 2011, cioè dopo la ritirata delle truppe statunitensi. E Jeremy Conindijk, che era stato per 4 anni a capo dell'Organizzazione statunitense per lo sviluppo, disse: dobbiamo stare attenti a questo film del dopoguerra perché rischiamo un'altra volta di avere l'illusione di aver vinto la guerra e di perdere la pace. E lo disse perché di fronte a tante promesse sulla ricostruzione, quante volte abbiamo sentito che serve il piano Marshall per l'Iraq, il piano Marshall per l'Afghanistan, il piano Marshall per l'Ucraina, che in effetti di fronte alle promesse di ricostruzione delle infrastrutture, e quindi ponti, strade, ma soprattutto scuole, alla fine all'atto pratico i fondi per l'istruzione erano sempre meno di quelli ritenuti necessari al tavolo del negoziato. E disse: abbiamo già visto questo film, c'è un rischio molto reale che se gli Stati Uniti non investono soldi nella ricostruzione, dopo aver vinto la battaglia, perderemo di nuovo la pace. Perché cito questa frase? Perché è esattamente quello che è mancato in tutti gli scenari in cui si è con solerzia combattuta, supportata una guerra. Penso naturalmente all'Iraq, penso all'Afghanistan. Penso questo anche per l'Ucraina e poi ti spiego perché. Ma non si pensa, direi mai, guardando al contemporaneo, con altrettanta solerzia al dopoguerra. Nel dopoguerra noi abbiamo l'abitudine a distrarci e quindi non ci arrivano i gridi d'allarme, che sono quelli su cui si costruisce il seme del conflitto di domani, ed è precisamente quello a cui stiamo assistendo oggi in Est Europa. Questo nel caso iracheno, per esempio, è molto netto dopo l'invasione del 2003, che ha spaccato e in qualche modo costruito una divisione settaria che prima non esisteva. Il triangolo sunnita è un'invenzione dell'invasione statunitense, non esisteva. Cioè la divisione settaria in alcune zone dell'Iraq si è costruita come conseguenza dell'invasione americana, laddove prima invece convivevano delle religioni diverse. Mosul era una città in cui oggi, quando parli con i preti dei monasteri che sono stati ricostruiti, ti dicevano: Mosul è una città in cui i minareti cantano insieme ai campanili. Era questa cosa qui.
in questo paese che era stato così tanto capace di convivenza, il fondamentalismo tende a farsi spazio nei vuoti lasciati dal dopoguerra. È nel vuoto lasciato dal dopoguerra che la storia si riscrive con facilità. E la storia tendenzialmente la riscrive con facilità chi sa di poter contare su un bacino di consenso di cittadini stigmatizzati e marginalizzati o impoveriti. E questo è un paradigma che dove lo sposti funziona. Funziona nello Yemen, funziona con i sunniti che sono stati marginalizzati dopo la caduta di Saddam Hussein perché sono stati favoriti i partiti sciiti, funziona in Afghanistan perché laddove non funzionano le scuole che l'Occidente non ha finanziato prende gioco forza la madrasa. La madrasa, la scuola coranica, è un'espressione della medesima cosa di cui stiamo parlando rispetto all'istruzione russa. È la stessa cosa, perché presenta un'idea di costruzione dello Stato, di società organica e solidale e di welfare in qualche modo, che è la funzione che i fondamentalismi sanno di poter agire in paesi particolarmente vulnerabili, in cui con grande facilità tutte quelle persone inascoltate che avevano riposto fiducia in un intervento esterno che poi nei fatti non c'è stato, tendono ad essere peraltro rivendicative. Quindi tu, partner occidentale o presunto tale, sei in guerra qui da 20 anni, mi avevi promesso il piano Marshall, infrastrutture, case e scuole, le scuole non me le hai fatte, mio figlio sempre deve studiare, alla madrasa lo fanno anche mangiare e dormire, allora io lo mando alla scuola coranica. E alla scuola coranica quel bambino impara che l'Occidente è nemico perché minaccia l'identità talebana, che l'unica disciplina che va alimentata è lo studio del Corano a memoria, che vengono rigettate le materie scientifiche, che dell'inglese e della scienza non c'è bisogno e che le bambine non devono andare a scuola. Ma è lo stesso medesimo paradigma delle grida inascoltate di un periodo che sintetizzo descrivendolo il grande dopoguerra in cui le nostre orecchie non sentono e i nostri occhi non vogliono vedere, che è precisamente quello che rischiamo, secondo me, lasciamo stare le scuole in Russia, adesso ci arriviamo anche per vedere cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo, oltre che negli ultimi 20 anni, ma è quello che rischiamo anche in Ucraina, se non ci prendiamo cura oggi di quei bambini che rischiano di diventare naturalmente sensibili a un estremo nazionalismo, ma un estremo nazionalismo come reazione a un'invasione. La quantità di infrastrutture e di scuole distrutte in questi 15 mesi è inimmaginabile. Ora, è del tutto evidente che nel farsi della guerra possa passare di mente occuparsi dell'istruzione dei più piccoli. Ma noi parliamo di un paese di 44 milioni di persone con 14 milioni di sfollati in cui i bambini da 15 mesi vedono i padri che prima facevano i commercianti, gli operai, i cantanti partire per andare al fronte e tornare in bare di zinco, esattamente come descriveva Svetlana Alexievich. Se non ci occupiamo adesso, non domani, ieri, delle coscienze di questi ragazzini, è evidente che questi ragazzini coveranno un sentimento di vendetta, ma anche un sentimento identitario e nazionalista, che è precisamente quello che dovremmo evitare in questo conflitto. Che è quello che è successo nel dopoguerra, nel dopo 89 che racconti tu, Guido, no? Nei vari paesi europei che hai analizzato, diciamo, no? Un progressivo affermarsi di forme nazionalistiche che recuperavano con indulgenza la tradizione precomunista, cioè la dannazione che Guido mette sottolinea nella fine del regime dell'occupazione sovietica, dei regimi sovietici nell'Est Europa, è che nasce una sorta di demonizzazione giustificata dell'esperienza di sottomissione all'Unione Sovietica, che però recupera come invece
a volte persino gloriosa, la storia precedente, dove si erano affermate forme anche evidenti di collaborazione col nazismo, no? Nell'antisemitismo, nelle forme... Sì, questo più in generale. Cioè sembra che c'è una specie di pendolo, no? Che non riusciamo a fermare, e Francesca ci sta dicendo che potrebbe accadere anche in Ucraina, sperando insomma che la pace arrivi presto, sperando che la pace arrivi nella giustizia, non nella cancellazione delle... Molto ragione, questa cosa che diceva Francesca sono fondamentali, secondo me, sono assolutamente fondamentali. No, è successo, e guardate, non è che adesso ne parliamo, ma nel 1990 un librino, A Est la memoria ritrovata, pubblicato da Eocra, se non ricordo male, con la prefazione di studiosi francesi, con la prefazione di Le Goff, nel 1990 diceva: guardate che quello che, soprattutto nelle zone dove ci sono stati conflitti interetnici, eccetera, quello che emerge, no, è la memoria che è stata compressa dalla dittatura, diciamo, dalla narrazione totalitaria, e non sono memorie sane. Sono memorie intossicate, vittimistiche, vendicative, e si riferiva, aveva sott'occhio quello che stava succedendo peraltro nella ex Jugoslavia, dove appunto, che è esemplare da questo punto di vista, sia nel momento simbolico dell'inizio delle ostilità, diciamo, no? Nel 1989 in qualche modo l'avvio delle tensioni che porteranno alla lacerazione dell'ex Jugoslavia è annunciato in una celebrazione di un anniversario, la celebrazione di una battaglia di 600 anni prima. La fa Milosevic alla Piana dei Merli in Kosovo, ed è una battaglia persa. L'ultimo tentativo, insomma, la battaglia della Piana dei Merli, 1389, l'ultimo tentativo di frenare l'avanzata ottomana, è una sconfitta che ha un suo eroe, il principe Lazar. Nei 2 anni precedenti, d'accordo con la Chiesa ortodossa, la salma del principe Lazar era stata riesumata e portata di convento in convento, di città in città, non in Serbia, ma ovunque ci fosse una presenza serba, in base al detto di allora: dove ci sono ossa serbe c'è Serbia. E quel comizio, diciamo, di Milosevic, cui viene una folla enorme da tutte le parti di serbi, da tutte le parti della Jugoslavia, è l'annuncio di battaglie future. Aperta parentesi, insomma, nel mese, 3-4 mesi fa, riferendo delle tensioni in Kosovo con la popolazione serba e la popolazione kosovara, nella città Grotovina, che nella parte abitata da serbi, sono comparse immagini della statua del principe Lazar e di Putin, e la scritta Putin Kosovo. No, per dire che questa cosa torna. Quello che, a proposito di memorie che esplodono, quello che va in frantumi, appunto, esplodono di fronte a narrazioni imposte, fasulle, finte, no, inventate. Quello che esplode nella ex Jugoslavia è la rivolta contro la narrazione della fratellanza e unità della guerra partigiana. Cioè l'idea che, appunto, la narrazione di Tito, in cui le enormi ferocie interetniche di cui quella fase è stata segnata erano nascoste. Tutto questo è recuperato sostanzialmente, e l'elemento scatenante è solo le foibe. Non le foibe dove sono sepolti 5.000 o circa, insomma, italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, ma le foibe in cui sono sepolti 50-60.000 croati, 10-15.000 sloveni collaborazionisti, non solo, in larga parte collaborazionisti, Ustascia e Dobobranzi, fucilati o nascosti in fosse comuni nel maggio, cioè a guerra finita nel giro di pochi giorni. Succede un po' come era successo ai cosacchi in carne, hanno cercato di consegnarsi agli inglesi, gli inglesi, in base alle leggi, insomma, li restituiscono ai vincitori del loro paese, a Stalin da un lato, a Tito dall'altro. Nel giro di pochi mesi questa cosa, ecco, la riscoperta di nel momento in cui esplode tutto, la dissepoltura e la risepoltura pubblica, insomma, di queste vittime diventa un elemento scatenante appunto delle feroci interetniche, cioè in qualche modo la richiesta di vendetta per le feroce subite dalla propria etnia, con una giustificazione dei collaborazionisti. La Croazia è l'unico posto che io conosca dove vengono distrutte centinaia, non decine, centinaia di lapidi e monumenti alla Resistenza.
e in qualche modo con queste dinamiche feroci. Del resto la Heller le chiamò guerre del ricordo e Matvejevic, appunto, che è stato anche qui più di una volta, credo, a vicino lontano, Matvejevic dice: abbiamo voluto coltivare la memoria e la memoria adesso sembra punirci. Ecco, queste dissepolture diventarono appunto oggetto pubblico, trasmissioni televisive e così via. È una studiosa americana molto efficace anche nel linguaggio, ha scritto che gli scheletri sepolti nelle cave di pietra furono le avanguardie delle armate che lacerarono la ex Jugoslavia. In questa lacerazione è evidente che diciamo, le guerre fanno esplodere le pulsioni nazionalistiche in modo ingovernabile, e uno dei punti insomma, interessante anche da capire è il caso appunto della Bosnia-Herzegovina, dove appunto che è una difficoltà, è una debolezza dell'intervento internazionale, nel senso che appunto Bosnia-Herzegovina da un lato per poter sopravvivere sono state fatte le scuole l'insegnamento separato, e che elemento di rassicurazione, tenete conto la Bosnia-Herzegovina che usciva da quello da cui usciva, insomma, e quindi in qualche modo è un elemento di rassicurazione l'insegnamento che tu non perdi, però è rassicurazione che però per il futuro proietta la contrapposizione. Insomma, in Bosnia c'è uno degli esempi, a me è sembrato molto interessante, insomma, drammatica, quella realtà sintetizzata dal detto un tetto, due scuole, che in molti luoghi dove ci sono sì un unico edificio, però solo l'edificio è unico, perché poi gli ingressi sono separati, le sale professori sono separate, manco giocano a pallone fra di loro, insomma, le due cose, e lì l'intervento della comunità internazionale, se tende a limitare, è considerato una imposizione dall'esterno, no? E se lascia perdere è drammatico, perché si consolida diciamo, questo aspetto. Ecco, questo è un insieme, insomma, la cosa più esemplare di questa è che accanto a Dayton ci fu un accordo, all'atere degli accordi di Dayton del 95, insomma, che posero fine alla guerra ma non costruirono la pace, come si dice in genere in sintesi. C'è un accordo laterale, insomma, relativo alla Slavonia, che è una zona, insomma, dove era capitata anche da Serbia e restituita alla Croazia, dove l'insegnamento della storia contemporanea è sospeso, abolito per alcuni anni, per evitare tensioni. Ed era l'unico modo. No, è drammatico, ma era l'unico modo, così come l'insegnamento separato era l'unico modo, ma non ha risolto, a lungo periodo ha inasprito il problema. E sono interessanti perché appunto su queste dimensioni si leggono, insomma, io ho letto con emozione i resoconti di lavori fatti appunto dal Centro per la Rieducazione e la Democrazia nell'Europa centro-sud-orientale, insomma, il lavoro fatto da minoranze, no? Con sostegni dell'Istituto Ecker, appunto, dell'Euroclio, associazioni di insegnanti e così via, ma tu hai il senso di una difficoltà enorme, diciamo, della difficoltà enorme di lavorare in controtendenza. Ecco, questo è uno degli altri nodi che noi ci troviamo di fronte, insomma, sostanzialmente. E questo è, ecco, l'ex Jugoslavia te lo presenta nella forma, e ti presenta anche un altro aspetto, che naturalmente rispetto cioè il dopoguerra è un dopoguerra di narrazioni inasprite, no? di narrazioni in cui il punto di vista, appunto, sembra uno studioso bravo, dice con qualche stupore, ma sembra di vedere un testo dell'Ottocento, no? Ci stupisce, no? Beh sì, ma del nostro Ottocento, che noi lo Stato l'abbiamo fatto allora, se non l'hai fatto allora è evidente. No, è un nazionalismo da inno di Mameli sostanzialmente, no? Noi siamo da secoli calpesti e derisi, e però l'Italia di Scipio, l'Italia se destra, dell'Elbo di Scipio se cinta la destra, è quel modello lì, è inutile che ridiamo o che ci scandalizziamo se lo troviamo in altri paesi conforme, appunto, guardando questi manuali scolastici, o comunque quelli non li ho letti, diciamo, ho letto gli articoli in inglese per gli altri libri che ne parlavano, insomma, fa impressione con la descrizione di immagini, sono elementi veramente che ti fanno ragionare, ti fanno capire, dopodiché, appunto, ecco, l'Europa in qualche modo, questo è un altro dei problemi, l'intervento della comunità internazionale europea, certo, aiuta ad attenuare i toni, ma riesce ad andare in profondità se non ci sono
da parte nostra, cioè la comunità internazionale più di raccomandare, no, che di Justas non si può parlare bene, di Ante Pavelic non si può parlare bene, così come tenete conto che questa cosa, appunto adesso perché stiamo parlando della Jugoslavia, ma la riabilitazione di orti in Ungheria, di Monsignor Tiso, e appunto in Slovacchia, scusate, è diffusissima questa cosa qui. Allora la comunità internazionale, certo, in qualche modo anche il riconoscimento della Shoah è stato il biglietto d'ingresso, ha scritto uno storico Todd Judd, è stato il biglietto d'ingresso per l'Europa, no? È difficile ignorare la Shoah, cioè non puoi ignorare, lo devi, ma quanto stiamo andando in profondità questo ripensamento, questa revisione. Ecco, questo è uno dei nodi e non possiamo chiederlo alla politica. No? Dobbiamo capire le difficoltà, capire anche le cose che accennavi tu, capire anche le ragioni di forza di queste terribili, no? Di queste terribili deformazioni, insomma, le ragioni di forza, nel senso che, allora, noi, la prima volta a uno gli viene quasi da ridere quando legge dei comizi di Orban sulla che paragonano l'homo bruxellicus all'homo sovieticus. Cioè Orban dice testualmente, nei suoi comizi, lo dice nei momenti centrali, non è che l'ha detto una volta per caso, insomma, Mosca voleva distruggere l'uomo ungherese imponendogli il modello sovietico, l'Europa vuole imporre il modello della globalizzazione cancellando, no, l'immagine della cultura ungherese, quindi la religione ungherese, il concetto della famiglia, tutta questa cosa qui. Allora naturalmente dovete fare, diciamo, fra virgolette, è un pugno nello stomaco, insomma, sostanzialmente, però la dimensione è, no, quanto è il percepito, quanto, diciamo, in qualche modo noi non ci rendiamo conto di come è stato diverso il loro Novecento. Qualcuno l'ha detto in modo molto efficace, secondo me. No? Sembra quasi che le due parti dell'Europa siano eredi di due diversi Novecento, proprio su questo punto della cessione della sovranità. Perché per dell'Europa occidentale distrutta del 1945, cedere pezzi, no, di sovranità per superare mai più guerre fra noi, veniva naturale. E fu fatta naturalmente cose enormi, perché il primo atto dell'Europa, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fu una cosa enorme, perché significava mettere a disposizione, come diceva la dichiarazione fondativa, gli strumenti, mettere in comune gli strumenti della guerra. Agli studenti devi spiegargli perché il carbone era così importante, perché fosse importante anche il carbone oltre all'acciaio, insomma, era una delle cose che impari insegnando con gli anni, insomma, diciamo, ma questa era una cosa impensabile. No, assolutamente impensabile. E per evitare quel dramma, quelle cessioni di sovranità furono raccolte senza problemi. Ma è molto diverso in paesi la cui sovranità era stata usurpata, cancellata fino all'89 dall'Unione Sovietica. Da questo punto di vista a me ha molto colpito anche più in generale, proprio per la comprensione di questi processi, un discorso straordinario fatto da un grande storico polacco che è stato anche un grande esponente, una grande voce di Solidarnosc, Gieremek. Gieremek nel 1990, proprio in un discorso al Senato, in un convegno al Senato polacco che lui apriva, insomma, con una relazione, diceva, badate, noi oggi nei nostri paesi oggi si festeggia, c'è un momento di grande entusiasmo, insomma, ed è giustissimo che sia così, ma stiamo attenti, ci sono dei grandi pericoli, e li indicava nel 1990, populismo, nazionalismo, tentazione dell'uomo forte, e lo spiegava. Diceva appunto il nazionalismo, per noi è stato il riferimento alla nazione, è stato un elemento di resistenza all'oppressione. Guardate, appunto, in Polonia poi la cosa è chiarissima, non solo la battaglia sulle fosse di Katyn, ma appunto il 68 polacco nasce perché gli studenti protestano contro la proibizione di un dramma ottocentesco polacco che era naturalmente antirusso, diciamo, no? E di un nazionalista spinto, insomma, diciamo, no? Quindi il richiamo alla nazione è stato un elemento importante, ma può diventare
può diventare l'assolutismo una brutta bestia. La tentazione della mano forte, insomma, in paesi che non hanno conosciuto una vera democrazia, appunto come dicevo, tranne la Cecoslovacchia fra le due guerre, insomma, di fronte alle difficoltà della democrazia, perché la democrazia è difficile la costruzione democratica, la tentazione dell'uomo forte è molto potente. No? E il populismo, la retorica appunto dei regimi comunisti è stata raccolta interamente da Orban e dai sovranisti polacchi, che hanno potuto utilizzare anche un elemento di errore. Del libro lo evoco perché in genere in qualche modo è sottovalutato, ma insomma è un elemento su cui convergono oggi molti nelle difficoltà, nel disincanto di questi paesi nei confronti dell'Europa. C'è stata l'insensibilità dell'Europa occidentale nei loro confronti, c'è stato forse un eccesso di illusione. No? L'Europa come progresso, benessere, consumismo, consumi. No? In Ungheria si diceva ciascuno di noi potrà aprire una pasticceria a Vienna. Diciamo. Ma c'è stata anche un'altra cosa, altre due cose perlomeno, che hanno avuto conseguenze pesanti e che abbiamo sottovalutato. Ecco, io credo, come dicevi, credo che sia importante cercare di tornare all'indietro, non lasciare questo pezzo un po' nelle nebbie, perché c'è stata questa inversione di tendenza. E appunto uno degli elementi è stato le modalità della transizione. L'idea in qualche modo, l'identificazione, guardate, moltissimi, Rupnik, che è stato qui l'anno scorso, l'aveva ripreso nel suo intervento e nei suoi libri lo insiste molto su questo in concordanza con altri, insomma, cioè l'idea in qualche modo che democrazia liberale coincida con liberismo economico. In una fase, oltretutto, anni 90, in cui c'era ancora l'onda del neoliberismo selvaggio, quindi liberalizzazioni selvagge, disoccupazione sconosciuta in quei paesi, la distruzione e in qualche modo la distruzione di quel sistema di protezione sociale che esisteva, sia pure in forma distorta, eccetera. Insomma, in sostanza, diciamo, la cosa che dovremmo capire forse anche un po' meglio, insomma, è che se da noi, in Occidente, la democrazia ritorna o si consolida assieme al diffondersi del welfare, è in una fase di straordinario sviluppo dell'Occidente. No? Il miracolo economico dell'Occidente, insomma, in cui era facile essere tutti vincitori. Ecco, in questi paesi la democrazia torna assieme appunto al neoliberismo selvaggio, insieme alla distruzione di quegli elementi di democrazia, di sicurezza sociale, di welfare. Abbiamo riso vedendo Goodbye Lenin. Guardate che il Germania dell'Est non è stato il primo, cioè questa è una visione occidentale comica, ma questo tema era presente in moltissimi film e documentari, eccetera, e narrazioni, in qualche modo questo remergere di un rimpianto, di una forma di assicurazione. E guardate, ad esempio, in Polonia questo cosa significa? No? Michnik lo ha sottolineato in modo fortissimo. No? Cioè, dice, guardate, il dramma è che le prime vittime di questi processi sono stati i protagonisti della rivoluzione. Gli operai delle grandi fabbriche di Solidarnosc sono state le prime vittime delle libertà da loro conquistate, perché nel mondo prigione del comunismo, diceva Michnik, nessuno si curava delle persone, lo Stato si curava delle persone, erano prigionieri ma lo Stato si curava delle persone, gli garantiva nella forma distorta, no, in qualche modo, eccetera. E oggi non è più così. L'altro elemento e qui c'è una responsabilità occidentale molto forte, e anche questo era segnalato come problema era segnalato da Havel ancora nel 1990, cioè in quel 90 Giermek, Havel, Michnik per quel che riguarda per l'altro versante i rischi del nazionalismo, ci avevano segnalato tutti i problemi e Havel diceva, badate, l'Europa, le istituzioni europee sono state costruite sull'Europa occidentale. E nel momento in cui entrano nel 2004 tantissimi paesi, si tratta di ricostruire l'edificio, di ripensare insieme l'edificio, e così non si fece. La conseguenza fu che i parlamenti di questi paesi si trasformarono in strumenti fotocopia di migliaia di leggi, di pagine di leggi comunitarie. Si costruisce Europa in questo modo? C'è stato o no un errore dell'Europa occidentale, accanto all'incomprensione?
Adesso mi sembra molto interessante questa ricostruzione della genesi, diciamo, degli ultimi 30 anni. Ma vi sembra che si siano chiuso questo periodo? Vi convince? Cioè, vi sembra Francesca, ti sembra che quello che sta accadendo ora chiude quest'epoca? E noi ne stiamo parlando con questa attenzione e anche questa passione, vedo, perché capiamo che possiamo dalla fine di guardiamo l'inizio di questo processo da un punto che è finale, quello che sta accadendo ora in Europa, specie sui confini orientali che hai praticato con grande professionalità ma anche con una certa passione, diciamo, in Ucraina, segni un po' la fine di quel dopoguerra 89, cioè il dopoguerra fredda che si è aperto nell'89. E visto che stai frequentando le scuole non da docente ma da autrice, penso per tante ragioni di passione, ma anche perché hai fatto un libro che in particolare è rivolto ai ragazzi, c'è un'alternativa a quest'uso pubblico della storia che però non significhi distrazione e rimozione e dunque resa a quelle manipolazioni così potenti come le hai descritte? Allora, quello che ho osservato in Ucraina, che continuo a osservare in Ucraina con una certa forma di rassegnazione, scoramento, è che noi, ho la sensazione, guardiamo quel conflitto con degli strumenti novecenteschi che non è che non servono, ma che non bastano. Non bastano perché, per esempio, da un punto di vista banalmente anagrafico, la stragrande maggioranza delle persone che sono, no, la stragrande maggioranza magari no, ma insomma i giovani volontari che vanno al fronte in Ucraina sono una generazione naturalmente post 1991. Essere post 1991 significa essere anagraficamente post-ideologica, significa che la ricostruzione, la memoria dell'Unione Sovietica per loro è il ricordo della generazione dei loro genitori o dei loro nonni, che si consuma per nostalgia o per opposizione. A dir la verità, pochi per nostalgia in Ucraina e molti in opposizione. L'Ucraina è un paese molto giovane. E noi non possiamo non considerare la peculiare natura di questo nazionalismo. Che cosa significhi questo nazionalismo per le generazioni post 1991? Perché naturalmente non esiste in questo un giudizio di merito, sia giusto o meno giusto, cioè non sono categorie che dobbiamo applicare ad un fenomeno osservandolo. Ma è del tutto evidente che in un paese in cui un regime confinante tenta ha tentato, peraltro, quando l'Ucraina faceva parte dell'ombrello dell'Unione Sovietica, di distruggere la cultura, una generazione di intellettuali, di vietare la lingua ucraina che i genitori di questi ragazzi parlavano di nascosto dentro casa, di rifondare l'istruzione, e così hanno fatto, e così stanno facendo nei territori occupati. È evidente che se qualcuno cerca di negare la tua identità, tu la rivendichi. Ed è essenzialmente su questo che si fonda quello che noi chiamiamo in sintesi il nazionalismo ucraino. Il nazionalismo ucraino è, nella sua larga maggioranza, la rivendicazione di un'identità che è stata negata sotto l'Unione Sovietica. Soprattutto per le giovani generazioni, e che quindi nasce in opposizione a una negazione. E questo è abbastanza importante da comprendere, altrimenti non si capisce. È come il proibizionismo, no? Tu vieti l'alcol e io trovo un altro modo di farne uso, tu vieti la chiesa e quando è appena possibile io il crocifisso lo faccio più grande, c'è la chiesa davanti al minareto e giochiamo a chi strilla più forte, è così, in opposizione. Quindi non considerare su che base si formi quel nazionalismo oggi e qual è il lascito
del 1989 e del 91 in questo paese giovane in costruzione, secondo me significa raccontare questa guerra in una maniera largamente lacunosa, anche nella ricostruzione di quelli che sono stati le decisioni che vengono anche da un certo giornalismo imputate a Zelensky, che peraltro molto spesso sono del tutto arbitrarie e non fondate su dati di realtà. Che per esempio venga vietata la lingua russa è un falso. Zelensky ha detto: siamo in Ucraina, la lingua nazionale è l'ucraino. Poi ci sono delle regioni confinanti dove regioni russofone, diciamo, che non sono di per ciò stesso regioni russofile. Lo dimostra la strenua resistenza di una città come Kharkiv, che è una città confinante, storicamente vicina alla Russia, culturalmente vicina alla Russia e che ha resistito più di tantissime altre città all'invasione e all'occupazione. Che cosa è stata e quindi come ci si difende? No, torno a un punto prima. Durante i primi mesi dell'invasione mi colpiva molto, mi feriva e trovo profondamente ingiusta la rimozione il cambiamento della toponomastica, la rimozione dei monumenti da parte della popolazione ucraina, di monumenti a intellettuali, scrittori, musicisti, eccetera. Un giorno mi è capitato di intervistare un gruppo di scrittori ucraini a Kharkiv e loro hanno usato una parola che fino a quel momento, era aprile, era iniziata l'invasione da 2 mesi, io non avevo applicato, non avevo capito di quel conflitto e loro mi hanno detto quella che per voi è espressione della grande cultura russa, per noi è espressione di colonialismo e quindi come voi avete rimosso i monumenti che come in tutte le guerre anticoloniali dove si rimuove, diciamo, l'occupazione di chi ha colonizzato un altro popolo, noi rimuoviamo queste statue, questi monumenti come espressione, è il nostro movimento anticoloniale. In questi termini io non l'avevo letta mai quell'invasione e non si tratta, diciamo, di stabilire di nuovo un giusto e sbagliato che non compete alla nostra discussione, ma è una chiave di lettura che nelle giovani generazioni ucraine è largamente dominante e per capire come agire sull'opinione pubblica ucraina bisogna acquisirlo questo punto di vista. Per aiutare questi movimenti bisogna acquisirlo questo punto di vista, capire da quale prisma stanno guardando l'invasione. Perché se non si acquisisce questo punto di vista, che è stato colpevolmente largamente appoggiato anche dal fatto che noi abbiamo vietato financo, abbiamo pensato di non consentire ai nostri scrittori di tenere lezioni su Dostoevskij e su Tolstoi, quindi diciamo c'è stata una degenerazione collettiva su questo tema. Ma ritorno a questo, se non capiamo che per queste generazioni, per quell'opinione pubblica, la loro guerra di liberazione è una guerra anticoloniale, noi non capiremo dove agire nella costruzione di nuovi strumenti critici, perché il prisma, e concludo, con cui noi stiamo guardando questa guerra, che fa i conti col fatto in questo paese specificamente che molti intellettuali non hanno fatto pace con alcuni grandi eventi del Novecento, se noi non superiamo nella lettura di questo conflitto dei traumi irrisolti del Novecento, non la capiremo mai quella guerra, perché è già un'altra cosa. Forse... No, se posso, Marino, volevo solo diciamo, dare 2 dati giusto per aiutare chi ci ascolta a quello che è successo negli ultimi anni
in termini di costruzione dell'istruzione. Nel 2013, quindi diciamo, 10 anni fa. sì, ma non solo, ma prima dell'annessione della Crimea, questo per dire che ci aveva già detto tutto, parlando dell'identità russa, Putin dice: vanno pensati dei testi di storia russa unificati, costruiti all'interno di un'unica concezione, di un'unica logica, di una storia russa ininterrotta, di un'interconnessione di tutte le sue tappe, di un rispetto di tutte le pagine del suo passato. E così costruisce tutte le sue riforme scolastiche. In alcune tappe, ve ne cito soltanto 2 perché sono recentissime, all'inizio del 21, quindi un anno prima dell'invasione, Putin istituisce la figura del consigliere del direttore scolastico, in buona sostanza la spia che dentro gli istituti scolastici, ogni istituto ne ha uno, controlla che gli insegnanti, soprattutto gli insegnanti di storia, si attengano ai programmi di educazione patriottica. Marzo 22, quindi 4 settimane dopo l'invasione in Ucraina, Maria Zakharova, che ormai tutti voi conoscete, la portavoce del Ministero degli Esteri, sostanzialmente invita tutti gli insegnanti ad attenersi a questi programmi. Chi non si attiene, dice, verrà arrestato. Amnesty International pochi mesi dopo pubblica un report in cui, con le testimonianze, nomi e cognomi degli insegnanti, riporta decine di casi di arresti di insegnanti, docenti universitari o arrestati o sottoposti a procedimenti disciplinari. Ve ne cito 2. Aprile, quindi 2 mesi dopo l'invasione, Elena Baibekova, insegnante di matematica, licenziata dopo aver trascorso 5 giorni in carcere dopo che uno studente aveva protestato per le conversazioni politiche in classe, era contraria alla guerra in Ucraina. Lo stesso mese Marina Dubrova, insegnante di inglese, licenziata per aver detto che la guerra era un errore. Uno studente, quindi ancora più zelante del consigliere del direttore scolastico, aveva registrato la conversazione e l'aveva consegnata alla polizia, quindi una pura delazione. Questo è quello che sta avvenendo con l'istituzione dell'ora patriottica dall'inizio dell'anno scolastico a settembre. Allora, noi abbiamo praticamente terminato, però Guido, 2 minuti dobbiamo dirgli al fatto che anche in Italia c'è. Noi veniamo dall'ennesimo, cosa che si ripete ogni anno con una sorta di calendario intorno alla data del 25 aprile, no? C'è uno scontro. Cioè l'uso pubblico della storia non è qualcosa che riguarda solo regimi, situazioni di aperta o sotterranea, di guerra aperta o sotterranea, ma riguarda, sembrerebbe, la fisiologia di società come la nostra. Intanto no, volevo raccogliere, non vuoi, voglio evitare di rispondere. Se vuoi evitare il 25 aprile, tranquillo, che alla fine la russa lo attacco, tranquillo. Ma no, però abbiamo poco, cioè forse. No, volevo dire che appunto questa chiave, però, prima di arrivare all'Italia, mi sembra fondamentale. Insomma, se non ci poniamo, se non cerchiamo di capire i traumi irrisolti del Novecento, come diceva Francesca, noi non ne usciamo. Se non riusciamo a capire cosa muove, non per accettarlo, ma per capire da dove nascono queste cose, se non capiamo appunto che il nazionalismo polacco c'è dietro anche il fatto che la Polonia non c'è stata dalla fine del Settecento alla Prima Guerra Mondiale. L'inno polacco comincia con le parole «La Polonia non è ancora perita». Quale nazione occidentale pensa di poter perire? La Polonia non... Ecco, questo non giustifica Kaczynski, sovranisti, eccetera, però noi non capiamo perché queste cose hanno presa. Certo, hanno presa nelle zone più arretrate, insomma, diciamo, i sovranisti nelle città perdono, insomma, generalmente. Insomma. D'accordo, va bene tutto, però se non capiamo questo, se non capiamo come questo è vissuto, noi non ne usciamo, non sappiamo parlare, se riproponiamo insopportabile, insomma, senso di superiorità dell'Occidente con cui sembra che diamo, certe volte sembra che diamo i voti, no? Sembra che diamo i voti, insomma, ecco, se non superiamo questo, se non ci poniamo il problema che diceva Francesca, che io metterei proprio come chiave
di questo nostro incontro, noi non ne usciamo. Questo mi sembra il problema. Ecco, per quel che riguarda l'Italia, diciamo, segnalo una cosa anche qui, che era successo anche quando Salvini, ricorderete, aveva parlato della resistenza come un derby fra fascisti e comunisti, eccetera, insomma. E Salvini non viene dalla storia fascista, o neofascista, a differenza di altri, diciamo, a differenza della Russa, della Meloni, eccetera. Ecco, ma in tutto questo noi c'è una piccola cosa che non abbiamo fatto, cioè misurarci con la dimensione europea della resistenza. Cioè non è stato un derby, cioè non solo non è stato un derby fra fascisti e comunisti, ma non solo è stato appunto quello che è stato in tutta Europa, ma ha avuto forme diverse. Ha avuto forme diverse nelle diverse parti. E noi abbiamo anche un problema sempre restando, adesso poi ritorniamo all'Italia, insomma, ma sempre restando a questi paesi. Noi non possiamo dimenticare che se per noi l'antifascismo porta alla democrazia, al ritorno al pluralismo, alla nostra Costituzione, insomma, da noi in Francia, eccetera, alla ricostruzione, insomma, in questi paesi l'antifascismo è l'ideologia di Stato di regimi liberticidi. La traduzione tedesca del muro di Berlino era muro di protezione antifascista. È difficile da far amare l'antifascismo quando il suo simbolo è il muro. Ecco, se non capiamo anche questo, ripeto, noi non ne usciamo, se non riusciamo, mantenendo il nostro punto di vista, sapendo cogliere, cioè la resistenza polacca non comunista è stata perseguitata dai regimi comunisti. Mici l'ha raccontato, la prima rottura col regime è quando un suo zio, che aveva fatto la resistenza nell'Armia Craiova, viene perseguitato per questo. E lui dice, ma come? Ha combattuto contro i tedeschi, eccetera. No? Ecco, per quel che riguarda l'Italia, sai, purtroppo la nostra storia è sempre miserella, diciamo. Cioè, sentir dire... Allora, voglio dire, il problema non è il fascismo. Il problema è che il riferimento esplicito di Giorgia Meloni è Giorgio Almirante. Allora, Giorgio Almirante è uno che è stato segretario di redazione della difesa della razza, è stato fucilatore, ha firmato i bandi di fucilazione non solo dei partigiani, come si dice in genere, ma di chi non voleva combattere con i nazisti, di chi non rispondeva ai bandi di arruolamento per Salò. E quando sentiamo dire, insomma, che il movimento sociale italiano ha traghettato verso la democrazia, voglio dire, quello che è stato il neofascismo in Italia, senza neppure evocare il sostegno al governo Tambroni, è quello che è stato il luglio 60, Genova e così via. Ma insomma, forse dovremmo farci raccontare da Ignazio La Russa come vive il ricordo dell'agente di polizia Marino, ucciso nel 1973. Da bombe lanciate da neofascisti Loi e Burelli, all'interno di una manifestazione voluta fortemente dalla Federazione Milanese e Lombarda del Movimento Sociale Italiano, in cui l'oratore principale era Ciccio Franco, il caporione di Reggio Calabria. La Federazione del Movimento Sociale di Milano volle quella manifestazione e morì appunto con una bomba l'agente Marino. Ecco, è questo traghettare milioni di cittadini dal fascismo alla democrazia? Questo è stato il movimento sociale, questo è stato il punto. Quando si chiede appunto di togliere un simbolo, sarà piccola cosa, eccetera, però si chiede una cosa che non possono fare. Allora, la cosa che colpisce in queste discussioni, no? È che, secondo me, appunto, forse ad alcuni non possiamo neanche chiedergli nulla, perché non se ne rendono conto. Cioè, voglio dire, a me ha molto colpito, scusate se torno sulla Russa su un altro versante, mi ha molto capito. A un certo punto Ignazio La Russa ha cominciato a dire, ma adesso faccio una cosa che metterà tutti d'accordo. Era convinto davvero di mettere tutti d'accordo andando in un luogo che richiama la Shoah e di andare a ricordare Jan Palach. Ma Jan Palach andrebbe ricordato un giorno sì e l'altro anche, ma è vergognoso usarlo per non parlare dei partigiani, per non parlare del 25 degli anni. Non se ne è reso conto. Cioè, questo è il problema. Questo è il vero problema. E questa è la nostra destra, caro Marino. Ma questa è la nostra destra no, questa è anche la nostra discussione sull'uso pubblico della storia. Questa è la versione italiana di una
di una presenza sempre più forte e con toni bellicosi della storia nel dibattito pubblico. Noi chiudiamo qui questo incontro, credo che abbiamo accumulato alcune idee, alcune letture, alcune suggestioni. Come avrete capito vengono dal passato ma non rimangono lì, sono insomma tutte cose che credo tutti noi abbiamo condiviso, loro ci hanno messo a disposizione per capire il nostro presente. Per il resto ho visto che ci sono altri incontri di questa edizione di Vicino e Lontano particolarmente vicini a questi temi, penso che sì, abbiamo ampiamente esaurito il tempo che avevamo, penso si sono meritati la vostra attenzione, quindi li ringrazierei per questo, speriamo di aver noi meritato la vostra generosa presenza qua. Grazie. Grazie. Grazie a Francesca Mannotti.